17ª festa per l'atletica veneziana che sabato 31 marzo a Mestre ha premiato società ed atleti che si sono distinti nella passata stagione, a conferma di un movimento in forte crescita. Abbiamo sempre goduto di un trend positivo in questi ultimi anni, ma un trend che nel 2011 si è accentuato. Abbiamo avuto il 23% di atleti tesserati in più rispetto all'anno precedente, che di questi tempi è un risultato assolutamente straordinario, e questo fa ben sperare non soltanto per l'atletica leggera veneziana, ma spero per quella veneta e per quella italiana nel futuro. È bello aver dato la possibilità, per quanto ci riguarda, all'atletica di tutta la provincia di ritrovarsi nella nostra città per festeggiare. Naturalmente è anche un segno di stima e di vicinanza da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di tutti quei dirigenti, quegli allenatori, quelle famiglie, ma soprattutto delle allieve e degli allievi, dei ragazzi e delle ragazze che fanno di questo sport una loro passione. Grande impulso all'attività viene dalla gestione di importanti eventi, come sempre Venice Marathon e nel 2011 i campionati italiani cadetti di Jesolo ed il primo meeting internazionale Città di Caorle. Anche quest'anno appuntamenti da non perdere. A Caorle sicuramente il 3 giugno riprenderemo la tradizione del meeting internazionale, sicuramente sarà una sorpresa per tanti. Se c'è la lungimiranza da parte degli amministratori e da parte anche degli imprenditori nel vedere quanto importante è lo sport per promuovere il brand di un'azienda, per promuovere un territorio, per promuovere un prodotto tipico, se questa lungimiranza ci sarà, certamente gli eventi anche nel 2012 saranno importanti e avranno una dimensione non inferiore rispetto a quelli del 2011. Sono stati definiti, a detta di tutti, eventi top, eventi di massimo livello. Ecco, io adesso auspico sì, di ripetere questi eventi a livello organizzativo, però anche di implementarli con delle prestazioni tecniche di livello, di altrettanto livello fatte dai nostri ragazzi. E quanto a prestazioni tecniche, sicuramente il veneziano più promettente è Riccardo Pagan, a lui il premio come atleta dell'anno. Io sono veramente onorato di questo premio e non me l'aspettavo di riceverlo. Mi dà grande speranza e soprattutto voglia di fare per quest'anno. L'obiettivo di quest'anno sono i mondiali junior a Barcellona e spero di esserci. Spero intanto di continuare così, di star bene fisicamente e di poter continuare ad allenarmi. Io spero intanto questo e il futuro si vedrà, si pensa al presente intanto. Lo sentiremo nominare ancora molto perché è un ragazzo molto serio e impegnato e tra l'altro seguito in maniera egregia dai tecnici sia della società e dello staff regionale e nazionale. L'atleta dell'anno non è l'atleta arrivato, tra virgolette, è l'atleta emergente, l'atleta che fa ben sperare. E lo premiamo come atleta dell'anno perché sia di esempio, sia di sprone all'attività di base. Pagan è sicuramente un talento naturale e noi auguriamo a lui, ancora prima che a tutta l'atletica veneziana, ma direi nazionale, un futuro roseo, un futuro straordinario. Tra le società spicca la Biotecna Marcon, una finale oro conquistata nel 2011 e l'obiettivo dichiarato di rimanere nel gota dell'atletica. È difficile raggiungere la vetta ed ancor di più rimanerci. Raggiungere ci si arriva con pazienza, una programmazione e logicamente con l'ausilio degli sponsor, altrimenti mantenere è la stessa cosa, bisogna cercare di lavorare, motivare sempre di più gli atleti e con i risultati un po' più facile anche trovare qualche sponsor.